Abbiamo suggerito alle forze politiche che si candidano a governare la regione il ruolo strategico delle politiche attive. Anche il Veneto sta attraversando un momento di grandi trasformazioni determinate dalle transizioni ambientale, digitale e demografica. Le politiche attive sono assolutamente fondamentali per evitare contraccolpi rispetto all'occupazione, non solo ma nel mercato del lavoro nei suoi termini più generali, ma soprattutto un problema che si sta evidenziando, la convivenza di lavoratori junior e lavoratori senior che hanno bisogno di una particolare attenzione rispetto all'organizzazione delle attività lavorative e al ruolo che possono avere due diverse generazioni rispetto appunto alle grandi transizioni che stiamo attraversando, pensando a quella digitale, il ruolo che possono avere di reciprocità nella attività lavorativa nelle diverse realtà produttive.